Buon pomeriggio amici di Directa Sport, ben ritrovati sui nostri canali. Le immagini che vedete vi arrivano dal Lipunti Stadium in Sassari. Noi qui per raccontarvi Lipunti Bosa, gara che apre la 27esima giornata del campionato di eccellenza della Sardegna. Ancora Luiu, stavolta molto meglio che in precedenza, riesce anche a mantenere il possesso Madeddu. Fini va via, calcia fortissimo! A un passo dal gol dell'1-0 il Lipunti. Rimessa per il Lipunti, c'è Val Pablo che si fa vedere, preferisce lasciare a Viale il compito della battuta, nessuno però copre su Usai che è libero di essere servito. Viale prova ad andare via su Ongania e ci riesce, punta anche Ruggio, lo passa, grande giocata da parte di Viale, Madeddu non arriva, il pallone è ancora buono per Fini, col destro Fini, nessun problema per Secchi. In 6 a offendere l'area di Secchi, il pallone arriva, mette fuori come può Maida, arriva il destro da parte di Viale, tempo e spazio per caricare la conclusione, il numero 2 non trova una traccia interessante, allora rimessa in zona area di rigore per Gaston Ongania, che va direttamente dentro l'area alla ricerca di Carboni, prova ad avvitarsi per colpire di testa questa sfera, nessuna possibilità però con Luiu che è bravissimo in interdizione. Ruggio addirittura calcia, lascia partire un destro molto interessante balisticamente, la mira però non è quella buona, per non ha smesso di piovere sul campo dei Lipunti. Occhio a Usai, un po' di spazio per Madeddu, può calciare col sinistro a un passo dal gol dell'1-0 il Lipunti, ancora sul mancino di Gervasio Madeddu. Asara però prova a recuperare per il Lipunti e ci riesce, ancora Viale, dentro il pallone per Oggiano, Oggiano calcia e arriva il gol del Lipunti, minuto 91, sempre Riccardo Oggiano. Controlla il pallone Borrozzu, ma di fatto non c'era più tempo, il triplice fischio del direttore di gara arriva in questo momento, la gara va in archivio con la vittoria del Lipunti, a tempo scaduto ha punito la difesa del Bosa Riccardo Oggiano con l'8º gol del suo campionato, 3 punti di importanza siderale per il proseguo del campionato del Lipunti.